Allora, adesso ci spostiamo nella Marca Trevigiana, nella zona di Treviso. Vigilio Biscaro, nuovo segretario. Ci dica un po' com'è la situazione lì nella Marca. Leggo anche il messaggio prima di dare la parola. Mi chiarite perché io, se vaccinato, devo aspettare l'immunità di gregge, se sono immune grazie al vaccino? Grazie. La risposta è che potrebbe essere lei immune, prenderlo in modo blando, ma lo trasmette. Sembra che il vaccino poi, anche se vaccinato, lei si tutela, ma non tutela altre persone, per cui potrebbe trasmetterlo ugualmente alla persona che non è stata vaccinata o che magari lo prende ugualmente in modo blando, se così va tutto bene. Non ci sono ancora certezze, quindi è meglio stare sempre cauti. Ilaria Capo in un articolo oggi diceva fino al 2023 mascherina, quindi mettiamocela via. Prego segretario. Buongiorno, un saluto a tutti. Io sì, sono diventato a dicembre eletto dall'Assemblea Generale il segretario del SPI CGIL della provincia di Treviso, che ha quasi 41.000 iscritti, perciò per me è un grosso impegno. Sono tanti. Sono tanti, sì. Però per mia fortuna e per fortuna dei lavoratori pensionati iscritti ma anche non iscritti, abbiamo una buona organizzazione che dà risposte alle domande che vengono fatte sia a livello individuale che a livello collettivo. Che dire della situazione? Posso, senza star lì a tediarvi con dei numeri, posso dirvi che nelle case di riposo, mettiamo dentro tutto, no? Nelle case di riposo, così ci capiamo, le vaccinazioni sono partite e al di là delle nostre titubanze sulle risposte alle vaccinazioni, gli anziani hanno aderito quasi tutti. Il personale sanitario, diciamo che andiamo dal 75 all'80% in tutte le case di riposo. Naturalmente questa è una vaccinazione che avrà dei tempi non lunghi, ma avrà dei tempi per poter dire bene, adesso quei luoghi lì diventano luoghi più sicuri. Perché questo è il grosso problema, lo ricordava anche Elena prima. Nel periodo di lockdown, cioè dell'isolamento completo, purtroppo abbiamo assistito a un degeneramento come posso dire, della situazione psicologica delle persone. Posso parlare anche per esperienze personali, avendo io avuto mia madre che poi purtroppo è deceduta durante questo periodo in una casa di riposo. Si vedeva tranquillamente giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, questo peggioramento della loro situazione psicologica, non tanto fisica, ma proprio psicologica. E siccome abbiamo avuto nella Marca il 50% dei decessi complessivi incentrati lì, la domanda che ci siamo fatti, o le domande che ci siamo fatti, era questa: come tentare di assicurare come posso dire, un'isola protetta per queste persone anziane, sapendo che nelle case di riposo entrano medici, entra il personale sanitario, entrano le OSS, entrano anche i familiari. E qui purtroppo soluzioni da parte della scienza non ce ne sono. Ci sono stati dei direttori di case di riposo che hanno tentato con delle tende trasparenti di plastica dare la possibilità a dei familiari di poter abbracciare gli ospiti. Però voi capite bene che questa è una situazione che non ha per adesso soluzione se non con il vaccino. E il vaccino ha dei tempi. Questo significa, lo dico ai più giovani, ma lo dico anche a noi anziani, che dobbiamo essere pazienti da un lato, ma dall'altra parte prudenti. Non dobbiamo dimenticarci che il distanziamento sociale, attraverso l'uso delle mascherine e attraverso come posso dire, l'igienizzazione delle mani, è l'unico strumento, o sono gli unici strumenti per poter salvarsi da questa maledetta pandemia. Bene, chiudo questo argomento. Mi piace dire a tutti che a livello provinciale
abbiamo attivato proprio in aprile del 2020 un osservatorio con l'ULSS 2 al quale partecipano la direzione generale dell'ULSS, partecipa il coordinamento dei centri anziani con i direttori delle varie case di riposo, le organizzazioni sindacali naturalmente e la conferenza dei sindaci, proprio per concordare e condividere soluzioni che vanno verso la sicurezza di queste case di riposo. Ci abbiamo inviato proprio ieri una ulteriore richiesta, avendola concordato con, con la direzione generale, la possibilità di fare un ulteriore incontro per capire lì i dati. I dati su che sempre cosa? Con l'USL? Incontro tra le parti sociali, voi sindacato e l'USL? Assolutamente, sì. E abbiamo chiesto di avere i dati così, perché come posso dire, i quotidiani hanno dei dati, magari dai sindaci, magari da qualche dirigente, ma noi vorremmo un report che sia assolutamente, come posso dire, inattaccabile, perché a volte si fanno tanti numeri anche a sproposito. E perciò da lì capire la tempistica della vaccinazione, da lì capire, e qui vado nel problema dei problemi, ricordato anche prima tra l'altro, dell'insufficiente organico che c'è sia negli ospedali ma sia anche nelle case di riposo. Devo riconoscere che l'ULSS 2 sta... Aspetta che l'abbiamo un attimo perso. Allora, lo riprendiamo appena si riprende il collegamento, infatti sul discorso dell'USL 2. Segretario, a questo proposito il segretario menzionava un incontro tra il sindacato e l'USL. Voi invece avete fatto, ci accennava prima, un incontro con la regione, che è importante questo incontro, perché lì avremo raggiunto l'immunità di... Aspetti, segretario, io la chiedo un attimo, le ridò la parola dopo, la interrompo un attimo così rivediamo il collegamento perché non è ben preciso, intanto io finisco di parlare con la segretaria. In questo incontro è importante perché voi l'avete chiesto più volte per un discorso relativo alle case di riposo, in questo momento è in una fase di stand-by perché ovviamente la situazione è urgente. Che cosa però avete ottenuto per quel che riguarda le case di riposo? C'è un altro problema, quello delle rette, che stanno aumentando. Io glielo riporto perché poi tanti ci hanno scritto, quindi mi faccio anche portavoce, anche se è uno dei temi da affrontare qui all'ordine del giorno. Sì, noi abbiamo chiesto, come ricordava più volte, gli incontri con la Regione perché i dati per quanto riguarda gli anziani, i contagi e i decessi sono gravissimi, pesantissimi e quindi avevamo la necessità appunto sia di avere informazioni sia di avere garanzie rispetto alle azioni che venivano messe in atto. All'interno di questo incontro che è avvenuto il 5 di gennaio, quindi con la ripresa dell'anno, è esploso un altro problema perché verso fine anno abbiamo cominciato a ricevere chiamate dai familiari degli ospiti che ci hanno segnalato che stavano ricevendo lettere, questo in diverse province, non in maniera uniforme, non da tutte le case di riposo, ma in tante lettere con la richiesta di aumenti economici della retta, quindi sia in qualche caso conguagli per il 2020, ma sempre l'aumento delle quote per quanto riguarda il 2021, richieste di aumento giustificate dai costi che sono stati sostenuti per i DPI, per i dispositivi di protezione che le case di riposo hanno dovuto adottare per il Covid, ma anche per la perdita di utenza, perché ahimè i decessi sono stati significativi e continuano ad essere tanti nelle case di riposo e quindi minori entrate che hanno messo in difficoltà le case di riposo. Allora il tema ci è noto ed è un tema oggettivo non solo del Veneto e noi su questo ci eravamo già attivati con la Regione per chiedere interventi e la Regione ha già stanziato delle risorse a ristoro delle case di riposo, così come nella legge di bilancio il Governo ha stanziato ulteriori risorse per dare un ristoro alle case di riposo, consapevoli
consapevoli tutti, insomma, della situazione di difficoltà, per cui riteniamo come sindacato che sia assolutamente ingiustificata questa richiesta di aumento delle rette e abbiamo chiesto all'assessore Lanzarin di intervenire. Perché se la Regione non avesse fatto niente poteva avere un senso chiedere il contributo dei familiari, ma così non è proprio accettabile. Già le famiglie pagano tantissimo per le rette, perché chi ha un familiare non autosufficiente, un familiare che deve essere collocato nelle case di riposo pesa veramente in maniera significativa su un bilancio delle famiglie. Sono anche coppie che lavorano, che si impoveriscono per poter garantire l'assistenza e il sostegno ai propri familiari nelle case di riposo. È veramente inaccettabile che venga scaricato questo onere sulle famiglie. L'assessora Lanzarin si è impegnata con noi a richiamare le associazioni di rappresentanza delle case di riposo per dare un messaggio forte nella direzione appunto che questi aumenti non possano avvenire. Cioè la Regione ha detto che ha stanziato per i centri servizi dei ristori pari a quasi 13 milioni di euro e ha istituito la quota d'accesso sperimentale da 30 euro e quindi a maggior ragione la Regione vigila perché le conseguenze del Covid non gravino nelle tasche degli ospiti e delle loro familiari. Quindi a fronte di questo stanziamento, adesso andiamo in pubblicità, che cosa, che non è quindi non legittima un aumento indiscriminato, che cosa si sente di dire a coloro che appunto ci hanno scritto che hanno questa istanza di pagare, perché hanno paura naturalmente, se non pago cosa succede anche alla persona anziana, cioè si trovano un po' in difficoltà. La segretaria adesso risponde, quindi voi continuate a seguirci, abbiamo la pubblicità, poi torniamo anche insieme e ci riprendiamo anche il collegamento con Treviso, tra poco. Sì.